Pensioni, il futuro di quelli da girone dantesco da qui al 2065 per effetto delle leggi attualmente in vigore. Se nel frattempo non ci saranno modifiche, accadrà che si andrà in quiescenza da ultra settantenni, tanto gli uomini quanto le donne. A denunciarlo il sindacato. Sì, è vero, corrisponde alla verità, perché i meccanismi combinati tra la riforma Fornero dal 2012 e la precedente norma sull'innalzamento della speranza di vita ci restituiscono un panorama di questo tipo. Ma non è tutto, le pensioni saranno da fame. E produrrà una copertura previdenziale, un cosiddetto tasso di sostituzione che non arriverà neanche al 50% degli ultimi stipendi. E sicuramente non ha nulla a che fare col sistema di calcolo che conoscevamo, dove si poteva andare in pensione con anche oltre l'80% della retribuzione finale. Insomma, i conti proprio non tornano, ecco perché per cambiare il sistema previdenziale, sostenere lo sviluppo e l'occupazione e garantire il futuro ai giovani, contro le misure adottate dal governo, organizzata per sabato prossimo 2 dicembre la grande mobilitazione a livello nazionale, in contemporanea ben 5 città, con Torino come punto di incontro per tutto il nord Italia. Saranno un centinaio di autobus in partenza dal Veneto, 5.000 lavoratrici, lavoratori e pensionati che arriveranno a Torino, altre centinaia si muoveranno in treno. C'è una partecipazione assolutamente importante che ci conferma come questo tema è sentito nelle fabbriche, è sentito nei territori. La gente chiede di modificare strutturalmente un sistema che non regge più.